Paolo Pizzolato. Grazie. Del Grande Nord. Buonasera a voi tutti. Bentornato anche a lei, Pizzolato. Grazie. Allora, Paolo Pizzolato, secondo lei nell'opinione pubblica è saldamente collegata la violenza terroristica all'Islam, al migrante che arriva sui barconi sotto mentite spoglie, che è un terrorista magari? Guardi, premesso che non sapevo di questa cosa, ho visto il filmato adesso, per cui condivido pienamente questa tipologia di avvenimenti e di istruzioni che stanno avvenendo all'interno delle scuole. Sinceramente penso siamo arrivati al limite, perché per fare queste prove all'interno di scuole, che non sono le solite evacuazioni, i soliti corsi antincendio, cose di questo genere, vuol dire che l'Italia praticamente è pronta o è satura di un qualcosa che non va assolutamente bene per un paese completamente libero come il nostro. Io che sono completamente e sempre costantemente a contatto con la gente, le dico che la gente dopo tantissimi anni di tutti questi avvenimenti, sbarchi clandestini, chi più ne ha più ne metta, abbiamo avuto tutti un'epoca, l'epoca degli albanesi, l'epoca dei rumeni, adesso questa invasione di massa che c'è da parte di questi paesi africani, le dico sinceramente la verità, la gente è completamente terrorizzata. Sta cercando di fare in maniera quanto prima di poter sistemare un po' la casa per cercare di prevenire e di far sì che all'interno della propria abitazione trovare una vera e propria nicchia, diciamo un vero e proprio ricovero per cercare di evitare tutto quello che succede esternamente. La gente ha tanta paura di muoversi, noi vediamo anche a Mestre in centro, Piazza Ferretto, alle 7, 7 e mezza di sera, non appena le saracinesche dei negozi vengono tirate giù, sinceramente diventa un posto dove non è così completamente vivibile come si sperava una volta. Ci ricordiamo via Piave a Mestre, che è una delle elite delle strade che avevamo qui nel Veneto e dove adesso è da impazzire cercare di uscire per andare fuori, per cui diciamo sta diventando veramente una tragedia. Io lo dico sinceramente la verità, direttore, anche per chi ci sta ascoltando, guardi che nell'arco di questi ultimi anni il senso di disperazione e il fatto di non essere in grado di potersi difendere è aumentato nella gente, dove questo nervosismo, come abbiamo detto prima, c'è questa xenofobia che sta aumentando, è proprio dato dal fatto che la gente non saprebbe come difendersi nel caso possa succedere qualcosa. Vedono assolutamente che tutte queste malefatte non vengono assolutamente punite. C'è assolutamente bisogno di capire se la magistratura ha voglia di fare un qualcosa per difendere anche gli italiani, difendere gli anziani, difendere la popolazione nostra, o se ogni volta che qualche immigrato combina qualcosa poi si trova a dover essere fuori perché è sempre la parte più piccola, la parte quella meno tutelata che più ne metta, per cui questi non vengono mai puniti. Guardate che rispetto a quello che diceva la signora prima della Polonia, oppure abbiamo parlato della Romania, nel corso di tutti questi anni, anch'io che vengo qui a Rete Veneta, i dati che ci sono a livello europeo sono veramente sconfortanti, non è vero nulla di questa grande Europa, questa grande Europa unita. La Cecoslovacchia ha accolto negli ultimi 2 anni 14 migranti, la Polonia 17, la Romania 16 negli ultimi 2 anni. Non è possibile che solamente perché noi siamo vicini alle loro rive, chiamiamoli così, siamo pronti con le navi a andarli a trasportare sempre direttamente e costantemente in Italia. Il business che ne è uscito è stato quello che ha portato alla disperazione a questo Paese, perché la prima cosa che noi dobbiamo pensare è tutto quello che abbiamo speso nel corso di questi anni. Nessuno pensa e nessuno riesce a capire qui all'interno di questo studio come possa vivere certa gente, certi pensionati con 580 euro al mese, ma nessuno ricorda più che 3, 5, 6, 7 anni fa è stata fatta una legge durante il periodo in cui c'erano i governi di sinistra, dove c'era l'accoglienza per il coniuge, per il parente di qualche persona che voleva venire in Italia, dove aveva una pensione fissa, un reddito fisso, chiamiamolo come volete, di 500 euro al mese, e qui abbiamo da noi gente che mangia pane e latte ogni sera per cercare di pagare un po' di bolletta, dove anche l'aumento, adesso il reddito di cittadinanza, poi ne riparleremo per carità di Dio, non riesce nemmeno più ad andare avanti e non sanno nemmeno più come potersi tutelare e difendere questa gente. Pensate voi che in grado di rischio e come siamo ridotti all'interno di questo paese, che si basa sempre, costantemente, ogni sera e ogni giorno su queste tipologie di temi, dove invece non viene mai fatto menzione di come siamo ridotti, dei posti di lavoro, di tutto quello che sta accadendo, dei nostri giovani che scappano e che vanno a lavorare in Inghilterra. Questa è la cosa ottimale per l'Italia: immigrati, denunciare Salvini, che per carità di Dio può avere le sue colpe e tutto quanto. Ecco, a Salvini l'unica cosa che gli faccio è che sinceramente ogni volta blocca le navi, ma poi non riesce mai a contenere lo sbarco, perché in Italia sbarcano lo stesso tutti quanti. 10 giorni stanno all'interno delle navi, 5 giorni sono all'interno delle navi, però poi fanno sbarcare completamente tutti, per cui è inutile anche cercare di fare un qualcosa. Ma sapere che la tua magistratura del tuo paese cerca di fare in maniera di tutelare queste persone che arrivano, che non ho mai capito da 10 anni a questa parte, vi chiedo scusa, da quali
cavolo di guerre scappino, che sono tutti tunesini, algerini, marocchini, perfino l'ultima nave, marocchini, non ho capito che guerra ci sia in Marocco e non riesco a capire perché qui da noi che c'è una guerra interna, dove è la guerra della povertà, della mancanza di solidarietà fra italiani, perché noi purtroppo non siamo solidali fra di noi, dove ci possa essere la possibilità da parte dell'amministrazione di mettere le mani invece su qualcosa di più concreto. Cioè, se questa gente perde tempo a fare queste cose qui, dove siamo finiti come paese? È una disperazione. Allora, Paolo Pizzolato, no? Abbiamo visto tante calamità alla riviera del Brenta, l'alluvione del 2010, adesso questa è stata per il bellunese in particolare devastante, no? Quando capitano queste cose logicamente non penso si possa addossare responsabilità a qualcuno, l'importante è sapere il dopo, cosa si può fare per il dopo. Giustamente lei ha toccato un argomento che a me sta molto a cuore, perché abitando a Mira, praticamente essendo residente lì a Mira, ho toccato con mano tutto quello che era successo con il tornado e lì, premesso i danni che ci sono stati, la cosa più abominevole, perdonate il termine abbastanza pesante, che è successo è che da un primo inizio abbastanza dignitoso da parte della Regione di collaborazione con i cittadini, con i vari enti preposti che c'erano nel territorio, purtroppo nel corso di diversi anni si è trasformato invece in una cosa burocratica assolutamente nociva, perché per ben 7-8 volte sono stati costretti a ripresentare le domande che non andavano mai bene per cercare di ottenere i rimborsi. Per carità, io sono contento che Luca Zaia abbia dato la possibilità, diciamo, ai sindaci e soprattutto alla gente della zona di poter attuare quello che è in base alla loro esperienza, perché lì sono più esperti logicamente che non agire a Venezia direttamente negli uffici della Regione Veneto, che certe volte pecca un momentino di bradiposità, diciamo, di poter agire in loco, di poter agire nel territorio. Provenendo anche da Veneto Agricoltura, che ho amministrato per tanti anni, che si occupava proprio di foreste, del mondo dell'agricoltura, e conoscendo bene anche il bellunese proprio per essermi recato tantissime volte in quelle zone, perché avevamo dei centri che erano veramente ottimi, secondo me ha fatto una mossa strategicamente buona. Però la Regione adesso non deve neanche pensare di essersi scaricato della tipologia di problematica, e non dico di contribuire con fondi, ma cercare di restare vicino alle popolazioni e a quello che sono gli amministratori locali, perché avranno bisogno di tanto aiuto. Soprattutto da quello che sappiamo noi c'è proprio questo discorso della rimozione di questi alberi che stanno portando veramente a la devastazione è peggio relativamente agli alberi che sono caduti, che sono ancora depositati per terra, che non alle loro eventuale ricrescita, per la quale ci vorranno circa 100 anni per la ricrescita. È inutile che stiamo lì a dirci cose che non sono vere, assolutamente ci vorranno circa 100 anni. Il problema è cercare di fare in maniera, soprattutto per la gente del posto, che è la gente interessata anche alla lavorazione del legno, di fare in maniera soprattutto economicamente di non perdere soldi, perché come sapete perfettamente a causa di questo il legno ha avuto un deprezzamento totale e addirittura semplicemente scandaloso, dove non so bene o male se potranno trarre beneficio dalla quantità o dalla qualità, perché la quantità sta un po' deperendo, proprio visto la tipologia di alberi che ormai stanno marcendo praticamente al sottosuolo, e la qualità logicamente viene lasciata un po' stare. Ecco, quello che a me interessa è che la Regione prenda in mano un attimo la situazione, ci sia almeno questo organo di controllo che possa seguire quello che sta accadendo, non dando la responsabilità solo esclusivamente a loro, lasciando che proprio succeda che nelle loro mani venga data, diciamo, tutto quello che è l'iniziativa nel bellunese. Non dimentichiamo che il bellunese, perdonate l'ultimo passaggio, è sempre stata considerata la parte più povera del Veneto, quella da dove scappano purtroppo tanti giovani, tante aziende chiudono per riversarsi verso il sud del Veneto, per cui non vorrei che queste comunità montane venissero un pochettino abbandonate, quando invece in quel posto lì c'è la possibilità proprio per poter ricavare anche lavori per persone, lavori per ragazzi. In questo momento è l'occasione per cercare di fare in maniera, soprattutto le attività boschive, di poter avere una ricrescita, perché tanti ragazzi non andrebbero via dall'Italia se fossero inseriti in questi contesti, e effettivamente questo è il momento buono anche da parte della Regione di poter introdurre anche nell'ambiente forestale, che io stesso amministravo, un qualcosa di nuovo, soprattutto a posti di lavoro nuovo. Questa è un'occasione da prendere al balzo, proprio perché non è successa una cosa a causa di una persona, ma è successo purtroppo una calamità naturale, e cercare certe volte di capire come poter fare in maniera di poter usufruire di questo momento, per cui secondo me questa sarebbe una cosa da sfruttare appieno. Allora...